Un caffè con l'esperto è offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Monterosso Costruzioni Generali. Rieccoci qui nel prestigioso e storico Caffè Pedrocchi con un'altra puntata di Un caffè con l'esperto e a grande richiesta, come si suol dire in questi casi, abbiamo il piacere di riavere con noi il professor Carlo Barin, docente e consulente di grafologia. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, ha suscitato molto interesse la puntata trasmessa precedentemente, dove abbiamo fatto così una rapida carrellata sulle caratteristiche, sul significato della grafologia. Per chi si fosse invece imbattuto per la prima volta nel professor Barin, diciamo brevemente qual è il significato profondo della grafologia. La grafologia è una scienza moderna e sarà un po' una scienza del futuro, ammesso che si continui a scrivere manualmente, perché questo è un grande questo problema. aspetto viene sempre meno. Addirittura come AGI, Associazione Grafologica Italiana, stiamo lavorando per ottenere dall'UNESCO la dichiarazione che la scrittura, la manoscrittura, è un patrimonio dell'umanità. Venisse meno nelle nostre scuole, nei bambini, questo aspetto di ricerca del segno grafico, quindi capacità di scrittura, verrebbe meno una serie di circostanze a livello neurofisiologico che non permetterebbero appunto un evolversi del cervello, della personalità. È una cosa abbastanza seria. Comunque, per rispondere alla sua domanda, dico che la grafologia è una scienza che dal solo gesto grafico, quindi non ha bisogno di altri addentellati, precisioni, età, anche se queste cose influiscono, dà una descrizione obiettiva della personalità. Dico obiettiva perché il grafologo non vede lo scrivente, non lo conosce direttamente, ma solo dall'aspetto e dal gesto grafico. È una scienza perché ha un oggetto ben chiaro, che è la scrittura, è un prodotto umano, ha un metodo oggettivo ed è intersoggettiva, cioè è misurabile, è tanto alto, è tanto largo, è tanto eccetera, eccetera. Quindi è una scienza sperimentale a livello della psicologia, della pedagogia, della medicina stessa. Senta, faccio un passo indietro. Lei poco fa appunto ha parlato dell'importanza di non perdere la manoscrittura, no? E lei è stato insegnata anche per molti anni e quindi immaginare un insegnante che abbia delle competenze di grafologia potrebbe essere un aiuto estremamente importante nell'indirizzare i propri allievi in quello che sarà il percorso successivo, ad esempio. Certo. La grafologia mette in evidenza, per esempio, negli aspetti intellettivi, il tipo di intelligenza teorica, intelligenza pratica, intelligenza affettiva, intelligenza tipicamente manuale. Non si può dire uno è più intelligente. Sì, sono diversi tipi di intelligenza. Diversi tipi di intelligenza. Per cui qualcuno che a scuola, per esempio, è abbastanza mediocre, può risultare un eccellente tecnico, per esempio, nella vita, no? Un eccellente chirurgo. Sono quelle cose curiose, no? Che si scoprono quando si fanno le cene a distanza di 20 anni. No? Uno pensava che il proprio compagno di banco fosse un somaro, invece aveva delle competenze in altri aspetti. Assolutamente sì. Poi dipende anche dall'evoluzione di questo tipo di riserve che uno ha dentro. Si vede il tipo di memoria, il tipo di costanza, l'applicazione, la concentrazione. Quante persone, per esempio, molto vive da un punto di vista intellettivo, che non riescono a concentrarsi e quindi la memoria stessa viene evaporata. Certe professioni esigono certamente concentrazione, pensi per esempio a un ingegnere che non sia capace di concentrazione e di attenzione. Tutte caratteristiche diverse per esempio da un commerciale.
Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali, ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita. Torno ancora una volta ai famosi bambini che non scrivono più. E lei ci ha parlato di una cosa interessante da vedere, cioè il bambino, prima ancora, visto che nella puntata precedente si era parlato dell'importanza della forma della grafia, più addirittura di quello che poi si va a scrivere, perché il grafologo legge il modo in cui scriviamo, ma non quello che scriviamo fondamentalmente. E quindi quando un bambino non ha ancora competenza per poter scrivere, lei da grafologo è in grado di intuire dal modo in cui disegna determinati aspetti, è così? Quando la scrittura non è ancora personalizzata, e quindi questo avviene sui 10-11 anni, prima ci si basa fondamentalmente sul disegno e prima ancora sullo scarabocchio. Pensi per esempio a un bambino che a 2 anni e mezzo prende in mano una matita. Che cosa fa? Va a imbrattare i muri. Ma come li imbratta? Con un segno leggero, quasi impercettibile, quasi pauroso di affrontare l'oggetto che ha davanti, o magari con una potenza quasi da rompere la matita che ha in mano. Quello mi dice l'energia psicofisica che c'è dentro, la capacità di affrontare l'ostacolo, di affrontare il mondo. Ecco, quindi già da un bambino molto piccolo si può orientare e dire qualcosa. Se poi si va al disegno, come si può vedere in questa tavola, qui abbiamo dei bambini di prima elementare che appena sanno scrivere il loro nome, perché è stato insegnato così al di fuori della prassi grafica, e si vede come sono enormemente diversi l'uno dall'altro. Vede per esempio il primo, no, tanto per dire, ha i piedi che sono... Il primo in alto a sinistra, per chi sta guardando l'immagine in questo momento. È sollevato da terra, apre le braccia come un segno, aiuto, non ce la faccio più. C'è un leggero sole sopra, appena percettibile. Questo bambino è straniero, questo bambino un po' abbandonato dai genitori, che cerca salvezza. Il fatto di abbandonato dai genitori lo si vede perché manca di radici, cioè manca di adesione al pavimento. Certo. E poi il sole appena accennato. Il sole nel disegno di un bambino è sempre il padre. Ah, perfetto. È sempre il padre. Mi indica invece il bambino più felice di questa carrellata. Il bambino più felice è un po' questa bambina, ecco, questa bambina in giallo, splendente, radiosa. Eccola. È felice, ma un pochino troppo viziatina, un pochino troppo viziatina, pettinata, sempre con l'ultimo fiocchetto sui capelli. Però è interessante vedere lo slancio vitale, no? La capacità e la volontà di emergere. Quindi il sole è il padre e la madre? La madre è presente nella configurazione generale. Cioè mi trovo bene a questo mondo, mi sono quei famosi 9 mesi, come li ho passati, e dopo non solo i 9 mesi, ma anche successivamente mi sono trovato sostanzialmente a mio agio. Quindi la madre mi impregna ancora di sé, adesso però cerco il padre, come a dire, mamma, grazie, hai già fatto il tuo mestiere, sto esagerando naturalmente, certo, no? Ma adesso cerco la reattività, la personalizzazione, e il padre rappresenta il futuro, rappresenta la legge, rappresenta la mia realizzazione nel sociale. Senta, e le famose casette che noi tutti bambini abbiamo disegnato con finestre chiuse, aperte? Esatto, le famose casette mi dicono come prevedo, intuisco la mia intimità, il mio profondo, perché tutto sommato io vivo in relazione agli altri, però la sensazione più profonda che mi dà più gioia e felicità è come vivo la mia serenità interiore. In fondo l'obiettivo fondamentale non è tanto quello di diventare presidenti di chissà quale repubblica, quanto piuttosto raggiungere la serenità dell'animo di ogni persona. Quello è l'obiettivo. Non tutti possono essere le grandi querce del bosco, l'importante è che anche l'arbusto però sia felice di essere arbusto.
Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo edifici residenziali, commerciali e industriali. Ristrutturazioni, consolidamenti e risanamenti. Siamo specializzati in edifici classe A e A+, anche per restauri. Monterosso Costruzioni Generali. Realizziamo le soluzioni più adatte al vostro stile di vita. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Spesso ci siamo chiesti se c'è una differenza nella scrittura tra uomo e donna, è così? Sì, infatti si dice questa è una scrittura femminile, questa è una scrittura maschile. Ebbene, faccio fatica a dirlo perché forse la gente non lo crederà così facilmente. La scrittura che dice praticamente tutto a saperla leggere di una persona non dice se questa persona è maschio o femmina. E questo è bellissimo. Ogni volta che dico questo mi commuovo, perché non esiste il maschio o la femmina, esiste la persona in funzione di maschio o di femmina. D'altra parte, a pensarci bene, guardi, cosa vuol dire maschio in senso normale? Potenza, velocità, energia, progettazione, vivacità, programma, ok. Cosa vuol dire femmina? Cura, gentilezza, accoglienza, cessione, ascolto. E qual è quella persona che non deve avere contemporaneamente doti maschili, per così dire, e doti femminili? D'altra parte, vediamo adesso, secondo lei, la Thatcher, Sotto la gonna cosa aveva la Thatcher? Non mi faccia questa domanda perché altrimenti le rispondo in maniera... intendo dire. Cioè, la Lady di Ferro, l'energia, famosa. no? Certo. L'energia. Adesso abbiamo la dominatrice tedesca, no? Insomma, no? Sì, la Merkel. Per dire. Cioè, queste doti, queste caratteristiche possono coesistere, essere elementi di carattere maschile o femminile. Ed è bellissimo questo. Senta, da questa immagine molto bella, adesso io le chiedo, abbiamo un minuto, le chiedo di fare la radiografia del nostro vignettista Ruvo e andiamo, visto che abbiamo parlato appunto che si possono interpretare i famosi disegni grafici, vediamo che cosa ci può... Vieni Ruvo. Io sapevo che andava a finire così, mi sono preparato. A parte questa, ecco, vediamo questa, che è una vignetta che ritrae proprio il professor Barilla. Che cosa intuisce da questa vignetta, professore? Beh, innanzitutto c'è padronanza dello spazio, so come orientarmi nel mio mondo, che è un mondo un po' fantastico o un po' fuori dal mondo reale. E badate bene che è molto fuori dal mondo reale. Questa piccola osservazione la connoto dalla firma. Vedete questo riccio finale, si chiama riccio, appartiene un po' al riccio della ideazione. Sì. E cioè perché mi fate vivere in questo mondo? Certo. Lasciatemi vivere in un altro mondo, mi trovo quasi a disagio, ho un mio mondo interiore, no? E però tasse. Questo mondo interiore è sì della ideazione, ma è anche un po' della flemma. Molto flemmatico, arriva sempre in ritardo, professore. Cioè, il lavoro va bene, ma no, ammazziamoci troppo. Ma c'è anche un po' di mitomania, mi diceva, chi fa il ricciolo così o no? Sì, ma mitomania nel senso positivo, mitos, immagine, favola, trasparenza. Cioè, certo. Io, ripeto, il mio mondo me la vedo sopra questo Gewöhnlichkeit, proprio questa normalità. Parolaccia tedesca che però vuol dire qualcosa di... Che vuol dire lasciatemi andare su, lasciatemi... E poi lo si vede, guardate certo. Il baffo, guardate... Sì, non vediamolo troppo. Grazie professor Carlo Marin, grazie a Ruvo. Grazie, mi è andata bene. Grazie a tutti voi che ci avete seguito anche per questa puntata di Un caffè con l'esperto qui al Caffè Pedrocchi. Alla prossima!
Un caffè con l'esperto è stato offerto da Birra Antoniana, Uno Magazine e Monterosso Costruzioni Generali.